La Turchia di Erdogan dopo il referendum si sta trasformando in una repubblica presidenziale autoritaria. L'Italia ha costretto l'Unione Europea ad affrontare il problema dei migranti minori non accompagnati. In Serbia le curve degli stadi e le tifoserie violente sono diventate l'incubatrice dei nuovi gruppi ultranazionalisti. Il nuovo film del premio Oscar Dani Stanovic riflette sulla figura dell'attentatore di Sarajevo Gavrilo Princip. Lo scalatore Roman Bennett racconta le differenze tra la tradizione alpinistica italiana e quella dei paesi dell'Europa orientale. In Turchia, con un risicatissimo e contestato 51% di voti, è passato il referendum con cui Recep Erdogan ha trasformato il paese da democrazia parlamentare in un regime presidenziale con pesanti venature autoritarie. Erdogan canta vittoria, si gode i complimenti sia di Trump sia di Putin, rivendica di avere nuovamente umiliato i crociati europei, ma politicamente deve fare i conti con un paese spaccato. A votare contro Erdogan sono state le grandi città, Ankara, Istanbul, Smirne e le regioni curde. Per Erdogan invece soprattutto le province dell'Anatolia profonda, con l'opposizione che protesta in strada contro i brogli elettorali. Dalla parte dell'opposizione il fronte del no è molto variegato come composizione, mentre il 51% che ha votato Erdogan è più compatto, quindi si ritrova maggiormente attorno a determinati valori e modo di concepire la Turchia. Dall'altra parte troviamo diverse componenti della società turca, dai curdi ai kemalisti, ad una parte dei nazionalisti e ai gruppi di sinistra e ai liberali, quindi c'è una massa che non è uniforme e forse anche per questo sarà difficile per questa parte trovare un punto di incontro, incontro per una lotta comune contro questo altro 50% che ha vinto il referendum. Pesante il sospetto che Erdogan abbia vinto grazie a brogli elettorali. Fa discutere la decisione della commissione elettorale che ha convalidato 2 milioni di schede che non erano state timbrate. L'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, ha espresso pesantissime critiche sulla correttezza delle operazioni elettorali. Abbiamo anche ritenuto che la legge d'emergenza in vigore in Turchia in questo momento è il risultato delle limitazioni improprie delle libertà fondamentali, quale la libertà di associazione, assemblea ed espressione. E questo è il motivo per cui abbiamo dato un giudizio negativo per quanto riguarda la congruità del voto. Lo stato d'emergenza è stato proclamato da Erdogan dopo il fallito golpe militare dell'estate scorsa, limitazioni pesantissime alla libertà di riunione e di stampa, migliaia di arresti, insegnanti e funzionari pubblici licenziati, centinaia di giornalisti incarcerati. La democrazia in Turchia è messa in discussione da ormai diverso tempo e soprattutto a partire dalle elezioni del giugno 2015 c'è stata proprio un'inversione e questa inversione si è acuita addirittura con il tentato golpe del 15 luglio scorso, portando appunto ad una purga estrema in tutti i settori della vita, della società. In queste condizioni e con lo stato d'emergenza in corso, aver fatto un referendum di tale importanza, una riforma che cambierà radicalmente l'assetto politico turco, era già tutto un punto interrogativo prima. Infatti si vedono anche adesso le conseguenze con le accuse di brogli che non si erano mai verificate in Turchia dalle elezioni del 1946, delle denunce di irregolarità così alte. Quindi è un dato molto eloquente questo. Vittima del sempre più esplicito autoritarismo di Erdogan, anche Gabriele Del Grande, il giornalista italiano, arrestato e incarcerato perché faceva il proprio lavoro, raccontare cosa sta succedendo in Turchia. Le forze armate e la polizia della Repubblica Ceca hanno effettuato un'esercitazione antiterrorismo nella centrale atomica di Temelin.
L'esercitazione prevedeva 2 ipotesi di attacco al reattore nucleare. Nel primo, un pilota kamikaze doveva schiantarsi con un aereo sulla centrale. Il secondo attacco era portato da un camion imbottito di esplosivo guidato da un attentatore suicida. Nell'esercitazione sono state impiegate batterie antiaeree e unità speciali antiterrorismo. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Proteggere i bambini è per l'Europa un principio imprescindibile nella difesa di valori quali il rispetto dei diritti umani, della dignità, della solidarietà. E quanto si legge nel prologo del lungo documento che un paio di settimane fa la Commissione europea ha dedicato alla questione dei minori, migranti e rifugiati. Linee guida per la prima volta rivolte ai paesi dell'Unione per la tutela in primis dei minori non accompagnati. Più di un terzo dei profughi giunti nei paesi europei sono minori. Di questi poco meno di 500.000 hanno fatto richiesta d'asilo, raddoppiata in meno di 10 anni secondo i dati Eurostat, passando da 13 a quasi 26.000. Già nel 2015, secondo Missing Children Europe, il network che riunisce 29 ONG in 24 paesi, i minori svaniti nel nulla erano ben 10.000. Un'infanzia insidiata dalla criminalità, sottoposta a rischi enormi, sfruttamento, traffici, pedofilia. In Italia i minori non accompagnati sbarcati nel 2016 sono stati 26.000, 3.000 già nei primi 3 mesi del 2017, ma l'Italia è anche il primo paese dell'Unione ad avere varato una legge ad hoc che struttura in modo organico una serie di principi, norme e dispositivi a tutela del minore e della sua integrità umana e psicologica. Cosa cambia per il minore? In primo luogo non sarà più possibile il respingimento alla frontiera. E questo è un dato davvero molto significativo, così come viene fissato una volta per tutte il principio di non discriminazione, cioè i minori stranieri hanno esattamente gli stessi diritti dei minori italiani. L'Italia ha di fatto recepito appieno i punti qualificanti indicati dalla Commissione europea in quanto alla figura del tutore, all'accertamento dell'età, al diritto a cure e istruzione. Le novità in realtà che aspettavamo con maggiore ansia riguardano più che altro invece le modalità di accertamento dell'età, che più volte come garanti avevamo denunciato essere del tutto inadeguate. La legge dispone che d'ora in avanti l'accertamento dell'età solo nei casi sospetti, nei casi dubbi, venga effettuato attraverso un approccio multidisciplinare, quindi con presenza di professionisti di vari ambiti, e soprattutto che il ragazzo venga informato di quello che sta accadendo, gli venga consegnato il referto e sia accompagnato in questa come in tutte le altre fasi del suo percorso in Italia dalla presenza di un mediatore culturale e linguistico, perché il principio dell'ascolto del minore è un altro principio che viene saldamente incardinato in questa legge. Nel nostro paese d'ora in avanti il minore avrà una cartella sociale personale con i suoi dati e il suo excursus, sanità, scuola, residenze, per tutto il percorso fino, si spera, all'integrazione. Io ritengo che questa legge, anche attraverso per esempio l'aver finalmente disciplinato il ruolo del tutore, testimonia la progressiva attenzione, la presa di responsabilità proprio che l'Italia ha saputo dimostrare nei confronti dell'accesso ai diritti di questi ragazzi. E quindi veramente può essere una traccia per gli altri paesi? Ritengo proprio di sì. Sarebbe interessante andare a discutere in altri paesi sull'esigenza di strutturare un analogo sistema organico. C'è un libro che di recente ha preso in esame il fenomeno dei gruppi organizzati della tifoseria serba. Il titolo è Un antropologo tra i tifosi e l'antropologo in questione è Ivan Đorđević, che abbiamo intervistato nella sede dell'Istituto di Etnografia di Belgrado. Le curve serbe, ci dice Đorđević, sono dei laboratori dove da sempre si forma un'identità nazionalista, ma è sbagliato pensare che siano frequentate da persone appartenenti solo agli strati sociali più bassi.
L'estrazione sociale non definisce i gruppi come tali, probabilmente per un'eredità di un certo qual tipo dell'epoca del regime comunista. Ci sono diverse estrazioni, ma le persone che vi aderiscono sono unite dal punto di vista ideologico. Di solito sono di destra. Dicono di non avere alcuna connotazione partitica, eppure hanno a cuore il destino della nazione e si vedono come delle forze a difesa della Serbia. Politica, calcio e tifo organizzato, una zona grigia che in Serbia ha una lunga storia. Senza voler andare agli inizi degli anni 90, la mente riporta episodi clamorosi anche più recenti, come gli incidenti di Genova dell'ottobre del 2010. La partita Italia-Serbia fu sospesa per motivi di ordine pubblico, con gli ultras serbi scatenati. A guidarli quest'uomo incappucciato, Ivan Bogdanov. Fu anche condannato in patria, ma poi è tornato a guidare la curva della Stella Rossa dopo una pena di poco meno di 2 anni. Dopo Genova sembrava che lo Stato volesse finalmente risolvere la questione delle tifoserie violente, ma si trattava solo di un buon intento temporaneo. Infatti non è stato fatto niente, perché 3 anni fa, nel 2014, si ricorda la partita Serbia-Albania con il famoso episodio del drone con la bandiera albanese. In quella occasione lo stesso Bogdanov guidò gli ultras serbi. Molti degli ultras di Genova erano sostenitori della Stella Rossa di Belgrado e del resto c'è una narrazione che descrive questi tifosi come i serbi veri e propri, mentre quelli del Partizan, l'altra storica squadra della capitale, sono tra virgolette jugoslavi. Ma per Đorđević questa è solo una leggenda, ci sono comunque degli elementi distintivi. Non c'è una differenza ideologica tra le due tifoserie. Sia quella del Partizan sia quella della Stella Rossa sono di destra. C'è comunque una differenza di organizzazione. La Stella Rossa è molto più gerarchica, su tutti i gruppi c'è una leadership che decide. I tifosi organizzati del Partizan sono invece costituiti in cellule autonome e sono molto orgogliosi della loro frammentazione. I diversi gruppi poi si uniscono allo stadio, ma ognuno ha il proprio simbolo. Simboli dunque. L'immagine che ne viene fuori è quella di tifosi che rispecchiano il canone del nazionalista serbo di destra. Per Đorđević è difficile oggi immaginare una tifoseria con un orientamento diverso. Del resto fa un certo effetto notare che nella sala dei trofei della Stella Rossa, non molto distante da una replica della Coppa dei Campioni vinta nel 1991, ci sia questa foto con Putin. Il Partizan ha una storia meno titolata di quella dei cugini della Stella Rossa. La Coppa Campioni fu solo sfiorata nel 1966, nella finale persa con il Real Madrid, ma l'orgoglio di appartenenza non è meno evidente e si trovano testimonianze anche lungo le strade di Belgrado. Questi murales raffigurano tifosi storici, e non solo, della squadra della capitale. È un'iniziativa del Grobarski Trash Romantism, movimento interno alla tifoseria del Partizan, che usa l'arte per creare connessioni con la loro squadra del cuore. Sarajevo 2014. Sono passati 100 anni dai 2 colpi di pistola con cui il giovane Gavrilo Princip uccise l'arciduca Francesco Ferdinando e la moglie Sofia, innescando la crisi che portò all'inizio della Prima Guerra Mondiale. Gli occhi di tutto il mondo sono puntati sulla capitale bosniaca per capire come verrà ricordato l'anniversario nel paese diviso tra chi considera Gavrilo Princip un terrorista e chi lo considera un eroe. Nell'Hotel Europa, l'oratore ufficiale della commemorazione prova il suo discorso, ma ai sarajevesi non interessano la retorica europeista, i sorrisi, i palloncini colorati. I lavoratori dell'albergo sono in sciopero e disposti ad andare fino in fondo. È la trama di Morte a Sarajevo, l'ultimo film del regista e premio Oscar bosniaco Dani Stanović, che sceglie di ritornare sull'attentato di Gavrilo Princip per rimarcare una distanza. È evidente che non riusciremo mai a vedere certi avvenimenti nello stesso modo. Abbiamo i fatti che Gavrilo Princip ha commesso l'attentato in quel posto e credo che quel posto vada ricordato. Il nostro artista Vojo Dmitrijević aveva fatto un monumento, le orme dell'attentatore. Il monumento più elegante che io abbia mai visto. Le orme dell'attentatore nel luogo da cui aveva sparato. Poi decidete voi se sono le orme di un assassino, di un giovane romantico che credeva nell'unione degli slavi del sud o di un terrorista serbo che voleva dare inizio alla Prima Guerra Mondiale.
100 anni dopo, Sarajevo rifiuta la narrazione ancora dominante secondo cui la città porterebbe la responsabilità dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. Nel 1914 la polveriera era l'Europa, non i Balcani. Dunque, meglio abbandonare ogni enfasi nel ricordare quell'avvenimento e cercare di raccontare la Bosnia-Erzegovina oggi. L'Hotel Europa è gravemente indebitato. Il personale minaccia di scioperare proprio durante le celebrazioni e il direttore decide di utilizzare la mafia, che gestisce un locale di striptease nei sotterranei dell'albergo, per vincere la resistenza dei lavoratori. Ogni paese ha una sua mafia, ma da noi è la mafia che ha un intero paese. I partiti nazionalisti non vogliono entrare nell'Unione Europea. Per loro entrare nell'Unione sarebbe come spararsi in un piede. Rinuncerebbero alla fonte della propria ricchezza. Secondo il regista sarajevese, il rapporto con l'Europa è fondamentale per uscire dalla spirale mafiosa che attanaglia il paese. La Bosnia-Erzegovina in ogni caso è un protettorato. Dato che le cose stanno già così, perché non andare fino in fondo, far entrare questo paese in Europa, così che le leggi che valgono nell'Unione valgano anche qui, e chiudiamo il discorso. Con le istituzioni ostaggio della criminalità organizzata e l'economia al collasso, l'unica cosa che la Bosnia-Erzegovina continua a produrre e per la quale continua a raccogliere riconoscimenti a livello internazionale è la cultura. L'arte qui è ancora un'espressione di lotta, come durante la guerra. Il Sarajevo Film Festival è nato durante la guerra come espressione di resistenza al fascismo che ci ha bombardato per 4 anni. In un certo senso la situazione è rimasta la stessa. Sul tetto dell'Hotel Europa, i giornalisti stanno lavorando a un programma televisivo sul centenario, ma uno degli ospiti è un pronipote di Gavrilo Princip. Si chiama esattamente come lui e si sta chiedendo chi ucciderebbe oggi il bisnonno se fosse ancora vivo. Fin dagli anni 70 gli alpinisti dell'est europeo hanno lasciato una traccia indelebile sulle montagne himalayane. L'elenco è lungo: gli sloveni Stremfel, Cesen, Presel e Karničar, autore quest'ultimo della prima discesa dall'Everest con gli sci, i polacchi Kukuczka, Wilicki e Kurtika e negli anni recenti il russo Rubko. La stagione più intensa fu quella tra gli anni 80 e 90, ma fu proprio la particolare condizione sociopolitica, prima della caduta del muro di Berlino, ad aiutare gli alpinisti dell'est Europa, che portarono i loro progetti innovativi sui colossi dell'Himalaya. Però loro, secondo me, erano privilegiati in quel periodo lì perché facevano parte di gruppi di categorizzazione dove tu, in base ai punteggi che acquisivi con la tua attività, riuscivi ad avere delle sovvenzioni per partecipare a delle spedizioni nel gruppo delle Alpi oppure spedizioni extraeuropee. Quindi non dovevi cercarti, come da noi in Occidente, degli sponsor per poter fare la tua attività. La globalizzazione ha colpito anche loro, no? Quindi con la divisione della ex Jugoslavia, quando è diventata Slovenia e gli altri paesi, hanno dovuto cominciare a pensare anche loro, cercarsi degli sponsor, e questo vale per gli sloveni, vale per i polacchi o tutti gli altri alpinisti dell'est, che se tu guardi sulla carta, sulle attività svolte, la loro attività con l'apertura del mercato alpinistico, diciamo, è calata anche la loro attività. Il tarvisiano Roman Bennett è un profondo conoscitore dell'alpinismo sloveno. Lui è molto più famoso oltre confine che in Italia, anche per le sue origini e per la sua appartenenza alla minoranza slovena in Italia. Grazie ai suoi contatti col mondo alpinistico oltre confine, ci può spiegare come vengono aiutati i giovani emergenti che si cimentano in spedizioni extraeuropee. In Slovenia la Planinska Zveza sovvenziona dei progetti di ragazzi giovani soprattutto, c'è una commissione che valuta i progetti. E anche adesso hanno la possibilità di fare delle attività in base ai progetti innovativi, qualcosa di particolare. La cosa mi sembra molto interessante e utile per un alpinismo su progetti nuovi, di scoperta, di cose nuove. Proprio i costi elevati spingono gli alpinisti a progettare nuove imprese in Himalaya senza per forza puntare ad un 8000. Sulle progetti più piccoli, spedizioni
più corte, mirate su montagne più basse, dove economicamente non ci vogliono tanti investimenti, sono anche aumentati, hanno fatto delle bellissime salite tecniche e di qualità, mentre le grandi imprese sugli 8000, i grandi progetti sugli 8000, montagne molto più alte, sono calati in modo drastico proprio dai paesi dell'est. E per chi colleziona le vette degli 8000, Bennett propone un'idea: andare oltre alle tradizionali 14 vette considerate nella storia dell'alpinismo. L'idea, quella che io dico già da anni, sarebbe quella di ampliare le cime degli 8000 per chi è un collezionista di cime o di record. Secondo il mio calcolo, o secondo il mio punto di vista, gli 8000 potrebbero essere 20, anzi sono sicuramente 20 le cime oltre gli 8000 che sono cime separate dalle cime principali, però qualcuno dice anche 22, quindi c'è ancora molto da fare, basta un po' di fantasia.